Buon pomeriggio ragazzi, Roma è tornata, Roma per far fuori la nostra Cartagine, nostra si fa per di, nostra fra poco ovviamente. Allora, sono carichissimo, abbiamo sempre il problema qua delle ribellioni come avete visto dalla scorsa puntata e poi abbiamo la legione qua. Quindi raga, quello che dobbiamo fare è un bel attacco a Panormus. Panormus, ok, non so pronunciarlo. Palermo, ok, va bene? Palermo, non fate i professori, E stavo dicendo, ha solo 15 uomini di guarnigione, noi ne abbiamo 17. Oddio, vabbè, non è che siano proprio tantissimi. Però, ragazzi, ce la si può fare, ce la si può fare. Allora, qua dovevo lasciare il turno e andare avanti. Qui intanto, questa regione qua, io la vorrei, cacchio, la vorrei tirare fuori. Allora, qua dobbiamo farli sfiammare un po'. Dobbiamo farli ingrossare un pochettino, farli usare un po' di ciccia e dopo sbaragliarli. Qui intanto ci si va a sbloccare un bel po' di roba. Va bene, dai. Allora, proseguiamo col turno e vediamo come va la situa. Dai. Che c'è? Ah, un personaggio. Allora, tu vai dritto dritto sull'economia. Stimolo commerciale. Meno uno la corruzione non sarebbe male. Però io vado anche sulla crescita. Di più cibo. Mamma mia, quando ci muore questo, ragazzi... finiamo giù in un canale. Via, 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 via. Che dobbiamo andare, ragazzi. Roma, Roma. Roma. Bene, rivolta. Vabbè, lo sapevamo, non è niente di nuovo. Vogliono una ricerca in economia, ci dà prosperità, che è 5% arrivante. Ah, mizzega. Dalle risorse di tutte le regioni. Tanta roba. Guardate qua quanta roba abbiamo sbloccato. 5400, ragazzi, guadagniamo. Senza neanche avere le tasse troppo alte. Oh, raga, qua non mi piace per niente, Qua non mi piace per niente. Qua non mi piace per niente. Io spero che da Orsi ce la facciano. Ma non mi piace per niente questa cosa qua degli storici. Degli scordici. Ragazzi, scordici. Oggi con i nomi veramente... Allora, qua bisognerebbe andare a fargli un attacchino, sapete? Però ragazzi, adesso dobbiamo occuparci di Cartagine. Allora, battagliona, battagliona, pronti partenza, via. Io questi li lascerei qua. Li lascerei qua a sfiammare a questo punto. Perché se no continuo a fare avanti e indietro. Tra l'altro, va bene, vabbè, ok, 20, perché non sappiamo. Ok, allora andiamo all'attacco. Penso che sia tutto. Magari facciamo... Abbiamo poca cavalleria. Beh, no, la cavalleria un pochettino ce l'abbiamo. No, dai, al massimo torniamo indietro e le prendiamo. Dai, prendiamoci Palermo. Ma ragazzi, qua vittoria facile. Qui vittoria facile. Non vado neanche a combatterla. Cioè, non credo avrebbe senso, onestamente. Vediamo un attimo cosa ci dà il computer, ma... Io onestamente, molto alta, io la prenderei così. Alla fine sono unità scarse queste. Molto scarse. Ci sono 3, 4, 5, 6 lance. Lance un po' più potenti. Non hanno neanche spadaccini, hanno quella plebe come spadaccini. Non ci sarebbe comunque partita. Andiamo a prendercela allora, questa città qua. Via. Magari per la prossima la potremmo combattere, visto che perderemmo comunque un po'. Cioè, qui comunque un po' di truppe l'abbiamo persa. Adesso vediamo. Allora, quanto sarebbe bello. Però poi, ragazzi, finisce male. Finisce come quella di sopra. Quindi, tra l'altro, razzia. Ah, razzia proprio ci dà... Ah, vabbè, un po' meno di ordine pubblico, vabbè. Radi al suolo. Allora, radi al suolo non sarebbe male, però secondo me non ha senso perché questa qua è una città di una cultura mediterranea, quindi potremmo utilizzare le sue strutture, mi sembra. Io andrei a occuparla normalmente, anche per non avere problemi di ribellioni, quelle cose lì, perché ragazzi, mamma mia. Allora, benissimo, abbiamo sbloccato le tradizioni militari, quindi lui le avevamo dato la difesa. Più 2 al morale per tutte le unità durante le battaglie nel proprio territorio e in quello alleato. Più 3 all'ordine pubblico.
Ma sapete che lo prendo? A sto giro lo prendo. E poi... Tra l'altro quanto è memabile questa frase che ho appena detto. E poi facciamo... diamogli... No, diamogli questo qua. Rimaniamolo sempre... Ah, possiamo sbloccare anche queste, che scemo. Eh, wow, più 10. Questo ci dà forza inarrestabile, quindi più 3 al morale di tutte le unità durante le battaglie in attacco. Che sarebbe uguale a questo qui praticamente. Solo che qui c'è più cavalleria. No, vado sulla fanteria. Ok ragazzi, abbiamo preso Palermo. Ora c'è Agrigento. Chi sono questi? Ah, i siracunesi. No, eh. No, 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 no. No, 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 no. Blocchiamo la capacità. Questa città deve essere mia, altrimenti non riusciremo a tenere... No, sti cane. Non riusciremo se no a tenere tanto questo non si può più muovere. Non riusciremo a tenere la stabilità in futuro. Quello sarà un problema. Allora, sicuramente più 2 al morale a tutte le unità. Più 5% alla capacità di movimento. Questo perché? Perché essendo un'armata difensiva, se io vedessi una nave da queste parti, tornerei indietro. Quindi la voglio che abbia una buona capacità di movimento. Intanto qui le truppe sono così così. Allora, cambiamola qua. Facciamo... Ma... Allora, qui facciamo sicuramente una caserma di manipoli. E il porto niente. Allora, è più importante fare la caserma o... sono sempre 6 turni tutte e due. Allora, la caserma in realtà ni. Potrei fare... potrebbe servirmi qualcosa per l'ordine pubblico. Quindi in un futuro mi verrebbe da toglierla, cioè potrei toglierla. Mentre invece qua avrei sempre bisogno comunque di una parte navale. Dove sono finiti loro? Non li vedo, boh. Vabbè. Allora, loro sono in città, vero? Sì, sono in città nella piazza. Questi li lasciamo fare. Aiutanti aumentano. Nuova fazione incontrata, va bene. Vediamo un attimo dove sono questi. Ah, qua. Ok, non ci interessa. Qui, ragazzi, questi sono diventati veramente grossi, guardate. Sono diventati veramente grossi. Non mi piacciono per niente. Non amichevoli. Vabbè. Non amichevoli. Ok, va bene. Qua abbiamo un meno 2, vabbè, ce lo teniamo. Qua abbiamo sempre il solito casino. E qua invece va tutto benissimo. 7 addirittura. Anche se siamo a meno 88, insomma, mica bellissimo. Bene, ma non benissimo, ecco. Questo è il mini esercitino. Il mini esercitino. Ma sapete che io quasi quasi me lo piazzo di qua? Sulla costa, perché se questi lasciassero questa città a caso noi gliela potremmo raidare. Magari facciamo un po' di soldi. Ma sì, dai, facciamolo. Proviamo a vedere. Andiamo di qua. Ci posizioniamo tranquilli. 7, 4, no. No, ragazzo. Qua devi andare. No, fuori dal porto. Cioè, fuori dalla città. Ok. Ok, lo lasciamo lì. Vediamo un po' come va. Fatemi controllare un attimo il livello politico. Come siamo messi. Va bene, allora potrei, ecco, con 1500 io potrei richiamare reclutare un agente. No, non posso. Niente, allora ragazzi, andiamo avanti. Allora, tutti sono convinti che non ci sarà grano. Mm. Ma io metto tutti a tacere con un discorso. Secondo me grano c'è, poi magari sbaglio, eh. Attenzione, le chimere distruttrici. Quindi questi qua fondamentalmente si sono bellamente ribellati. Porca miseria. Allora va bene, ma non va benissimo. Bene, ma non benissimo. Perché io volevo questi territori qua. Tra l'altro sono 16. Allora, sono scarsi come pochi, eh.
Sono questi che li hanno liberati. Ah no, sì, cosa hanno fatto? Cioè sono andati qua e poi... Boh. Praticamente è come se avessero... Boh, non so cosa abbiano fatto di preciso. È come se avessero... se le unità fossero cambiate. Perché questi qua erano i siracunesi. Stranissima questa cosa. Allora, se io li attaccassi... Ah, potrei farlo teoricamente. Loro sono alleati di qualcuno? Ah, sono alleati militari. No, vabbè, allora lasciamoli lì per ora. Teniamo la legione qua. Allora, ragazzi, io vorrei tanto andare qua. Il problema è che ho sti qua che mi rompono le scatole ancora per l'ennesima volta. Ora è il momento di spianarli perché sono 8, io 19. Sì, tra l'altro mi stanno salendo le truppe. Vediamo un po'. Ok, sono estremamente forte. Quindi sono a 20. A me va bene anche 60. Esatto, vedete, sono estremamente forte. Poi ho anche la cittadina. Andiamo di modalità equilibrio, dai. Vediamo adesso come si piazza la cittadina. Questi li facciamo tutti... schiavi. Allora, vediamo. Sta a meno 10. Beh, meno 10 non è proprio malissimo, eh. Non è proprio malissimo, così meno 16. Ma ragazzi, se andassimo a prendere Caralis, cosa dite? Ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Questa cosa qua, cacchio, non mi piace per niente. Per nulla. Però, cavoli, che brutto gameplay. Non abbiamo visto neanche un combattimento contro... Va bene, dai, proviamo a andare qua. Tanto 16 vuol dire che sono 2 turni. Io in 2 turni ce la faccio a prenderli, sì, ce la faccio. Proviamo. Sempre che non ci siano imboscate né niente. Ok, qui intanto Roma non andrebbe da nessuna parte. Cartagine è sempre qua, mi piacerebbe molto attaccarla. Ma è meglio stare tranquilli adesso. Qui la situazione è meno 4, che non va proprio benissimo. Meno 4 l'ordine pubblico, ragazzi. Non si può fare. Non si può fare. Asculum ci dà un meno 4 l'ordine pubblico, anche lui. No, lasciamo qua così. Qua le truppe ci sono sempre, quindi niente da fare. Va bene, allora possiamo saltare il turno, no? Abbiamo tante strutture da poter sbloccare, però, eh. Fatemi vedere. No, non è vero. Non ci abbiamo la mazza, ci abbiamo solo la banchina, ma non mi interessa, onestamente. Allora, io adesso recluto gli agenti e voglio qualcuno... Allora, cultura, trasformazione culturale non sarebbe male. Stimolo commerciale questo, eh. Wow. Fatemi vedere questo com'è. Autorità, ordine, influenza culturale. Mm. Ah, non ho fatto quella sull'economia. Lo facciamo. Spero di essere in tempo. Stavo dicendo, allora, qua ci sblocchiamo, se no, stimolo commerciale. Che tanta roba. Velocità di ricerca. Cultura. Dai, facciamo cultura. Lo sblocchiamo e lo portiamo qua. Tu rimani sempre qua. Ma pescivendoli no, non lo voglio fare. Converrebbe avere anche un legionario che così aumenta... Bah. Cosa che fa? Ordine pubblico, capacità di movimento, esperienza. Ah però. Più 8 l'esperienza, più 5.
Cavoli. Cavoli, questo, effetti sugli agenti. Questo è tanta roba. Dai che lo sblocchiamo allora. Decimo Popedio Cepone. Sì, è lontano da Dio però. Ok, abbiamo abilità marziale, quindi più 5 probabilità di successo a tutte le azioni del campione. Ok, andiamo avanti ragazzi. Eccoli qua. Mamma mia. Madre de Dios. Ragazzi, qua la legione ci lascia le penne. Avrei dovuto tenerlo fuori dalla città. Non ci ho proprio pensato. Allora, ragazzi, io la dovrei combattere, ma non ho il tempo materiale adesso di combatterla per esigenze mie personali. Facciamo così, probabilmente questa uscirà come un antipasto che uscirà alle 2 del pomeriggio, mentre sempre della serie di Roma farò uscire la battaglia, questa perché la devo assolutamente giocare, la facciamo uscire alla sera, quindi verso la posterò alle 18. Mi raccomando, ragazzi, non perdetevi questi appuntamenti. Fatemi sentire che ci siete, commentatemi, mettete mi piace se vi è piaciuta ovviamente la puntata e ragazzi iscrivetevi. Io vi invito anche, non perché sono le mie serie, ma vi invito anche a vedere le altre serie che ho sul canale perché anche se magari trattano di argomenti differenti sono veramente molto avvincenti. In particolare ci tengo molto alla stagione di Stellaris, Fratelli della Terra. So che a volte il gioco può essere anche complicato, ma ragazzi, merita. Cioè, guardate le puntate, anche quelle delle precedenti, la serie precedente, purtroppo che è stata interrotta bruscamente, però ha delle perle, veramente dentro ha delle perle. Io sto cercando di editare i video in maniera da farveli usufruire in maniera più scorrevole, senza arrivare a 50 minuti di video, però ragazzi veramente guardatemeli perché sono veramente divertenti e poi magari vi appassionate a un gioco che magari prima non conoscevate, ecco. Io cerco di portare questi contenuti perché a me piacciono e mi divertono. Va bene signori, dopo tutta questa pappardella siate malvagi, mi raccomando.